perché sembrarti d'aiuto, una sola quando sai stare. Ci vuole l'aiuto. Prima era scritto no Vangelo che ci voleva l'agnello, ma cosa mangiamo? Ora mangiamo un po' di squetto. Se tu sei molto non si può modellare, però loro non se ne fanno manco. Ora ci vediamo che le farine quando la spiccichiamo. Ora ci voglio vedere come facciamo i biscotti una volta. Good Dad, ora iniziamo a sbattere le uova. 50 grammi, 4 uova. Uova fresche, uova genuine di campagna, all'aperto, all'aperto. Aggiungiamo la farina. 200 grammi di farina. Stiamo aggiungendo la vanillina. Io sono cambiato colore. Da prendere si fa più bianca. Aggiungiamo il latte E poi lo prendo. e in più la farina. Il lievito. Ora mettiamo un pizzico di ammoniaco. Fa più presto con il battitore, però finirà a battere abbastanza. Tutto fatto in maniera artigianale. Artigianale, forse anche suo papà o gli uomini di campagna ci stanno. Allora, ha cambiato colore, adesso aggiungiamo La farina. Io con qui stavo lì. Adesso devo vedere con che so stesso. Vabbè. Ormai, in casa mi rinavo pure a Sassolo. Si vede che avevo parenti potevano. Quindi aggiungiamo la farina poco a A poco. poco, fino ad ottenere la consistenza Giusta desiderata. consistenza. Ricordiamo gli ingredienti, quindi abbiamo utilizzato 4 uova, mezzo chilo di zucchero, Un quarto litro un chilo di farina, 200. 250 grammi di latte, una busta di lievito, 3 bustine di vaniglia mezza busta di armoniaco. e mezza busta di 10 grammi di ammoniaco. al posto dell'ammoniaca una volta si utilizzava la buccia Del limone grattugiato. No, l'ammoniaco serviva No. sempre. No, al posto la della, al posto della vanillina. Al posto della vanillina il limone La buccia del grattugiato, limone. la buccia del limone grattugiato. Se era verde era meglio ancora che faceva più profumo. Fresco, un limone fresco. Limone fresco. E adesso tanto olio di gomito perché bisogna girare. Sì. Faccio io prendi che No. un po' per uno, un po' male a nessuno, no? Noi stiamo utilizzando delle dosi ridotte perché Sì, certo. però una volta in famiglia venivano preparati in maniera molto abbondante. chilo, a chilo. perlomeno qui a seconda famiglia ne facciamo un chilo, se no Se la dose di un 16 litro di uova. latte. Un 16 litro di uova, latte. quindi per un chilo. 16 uova. Sì, un litro di 2 latte. kg di zucchero, 800 grammi di farina, Di saima. 800 grammi Di sugna. di sugna, 4 kg di farina e poi un litro di latte, 4 buste di pane lievito. degli angeli e 60 grammi di ammoniaca. Ma voi andavate sempre ad occhio poi?
Ora la monodotta dove siamo? No, ad occhio andate una volta, quando si utilizzava la bilancia in famiglia una volta. No, Cattavamo una sempre. bottega, che cattavamo una bottega, già andavano passata, Già quindi pesata. non sbagliavamo. Se li sbagliavano io, li sbagliavamo noi, ma se no, non capacevo. E si partecipava tutti nella realizzazione dei dolci? Ah, Sì, sì, quindi in che c'era famiglia, sì. ognuno che poteva fare faceva. Una batte, una armina come stiamo facendo noi. Era un momento per stare insieme, per condividere. Sì, sì. Perché sembraste d'aiuto, una sola quando sai stare. Ci vuole l'aiuto. Certi. Certi forni capivano cinque anni, 5-6 teglie. Io ce n'avevo uno in campagna che capiva 7 teglie. Quindi una si sbrigava, diciamo, se faceva una volta al forno, poi con una arduta di forno si infornavano a 2 volte, la prima e la seconda, e li cuocevano, tutto in una volta. Ma cosa facevate Questo sì. con tutti quei dolci? La famiglia c'era, quindi Mangiavamo. se ne andavano, non poi aveva ce, razzo, signor poi Rozzo, ce ne come dire. andavamo in campagna a fare la Pasquetta, quindi servivano queste cudderetti abbondanti. Non era Pasqua senza i culturetti. Senza cudderetti, no. Sempre ci vuole il cudderetti. Ora magari che ci vogliono gli agnelli, che sai da prima, che prima erano scritto no Vangelo che ci voleva l'agnello, ma cosa mangiamo? Ora mangiamo un quattro o squetto. Allora, continuiamo ad aggiungere quindi la farina lentamente, piano a poco piano. a poco fino alla consistenza. Già mettere tutta, no? Che poi... Che consistenza deve avere? C'è. Deve essere nel duro o nel morbido? Sì, ma se no, se tu muoio non si può modellare. Però, duro non se ne fa manco. Ora ci vogliamo mettere la farina quando la spiccichiamo. Tutta una volta ce la metto. Sì, sì. Ma quanti anni ha questo cucchiaio di legno? Tanto tempo. Prima, all'inizio proprio, noi non ci pensavamo a queste cose, ma prima mangiavano proprio con cucchiarellini, che non avevano nato cucchiare. Ma noi, ma non nostri ce ne stato. Magari non avevano che d'acciaio, però, A me me l'ha regalato un signore che ora non c'è più, è morto. magari che i cristiani grandi sempre facevano queste cose, sembrano una panna, sì. Quindi si faceva tutto a mano, si cucinava e si tiravano anche gli oggetti che servivano in cucina, tutto in la maniera paletta, la artigianale. cucchiara, tutto cose. Ora ci sono tutte cose, ringraziamo a Dio per questo, si è andata avanti. Tante cose sono facessero fare per lo stesso. Bene, Antonio, Adesso impastiamo con le mani. le mani, tutte cose che mangiano qua. Non ha bisogno di lievitare questo. No. Non ho bisogno. A posto. A posto. Abbiamo, portiamo pure a schiacciare tutte cose. Abbiamo Quindi aggiungiamo un po' di farina man mano per. Andiamo, se no non si può è mangiare. molla la pasta. Ma chissà si possono fare pure i biscotti e tutte cose, non era per una cosa sola, l'impasto è sempre uguale. Che biscotti si possono fare?
Biscotti del latte, per il latte, per la il mattina, latte. per la colazione. Abbiamo pure la macchina con molti ceci e si fanno i biscotti. Tutte cose si possono fare. Si possono fare pure a mano, i biscotti che prima facevano pure a mano, non è che facevano tutta la macchina, tanto non era macchina. E facevano i biscottelli così. E adesso inizia il momento più bello. Ora ci faccio vedere come facevano i biscotti una volta. Che ora ci farina assai, magari. Il mattarello grande dov'è? Mi si macro con bagno posato. Non lo vediamo. E morda pasta. Ci dura lei fa. Se no non può. Ci unciamo il tema farina. Se non bicchica. E che sono i biscotti una volta. Ci dura lì da fare la pasta che mangio. Ora facciamo pure la macchina, ma era che antica era una cosa. E questi sono quindi Ecco. Accesa un po' la bocca. Sempre moderno. Magari l'uovo ci stiamo un po' Vede che più grueso. grossi più grandi, certo. e magari ne prende Ecco un sì. pochino di più. E questo è il pesciolino. Un pesciolino è pronto. Potevo mettere una padetta. Quindi questo è lo stesso impasto che si può utilizzare per fare i biscotti, Sì, poi da sì, sì, consumare biscotti. giornalmente. Sì, In questo caso le forme saranno poi messe nel forno è cotta e basta. e poi aggiungeremo la glassa finale. No, dei biscotti magari pure senza Mentre glassa. qua in questi- Solo così, i biscotti. A preferenza, si possono I fare culture con invece l'uovo, no? si mette poi la glassa finale qui. Sì, dei dolci sì. Ma se tu usavo mettere pure nei biscotti, danno un giorno fa. Prendo uno delicato. Ah, se però a grandezza era che sei di questi qua, non si può mettere tanto assai. Quindi a Pasqua, gli innamorati, Ci regalavano ancora a suo marito. e questo era il più bel regalo. Il regalo semplice, genuino e gustoso. È sincero. E sincero. Fatto con il cuore, fatto Con il l'anima, cuore, con il infatti. E papà, insomma, alle persone più care, va? Poi si possono realizzare tante altre forme, le vediamo qui. Oh, sì, 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 di tutte le maniere se ne può fare.
Ora facciamo a mano così magari non panarietto. Che facciamo per quello allora. Ora voglio un po' più però. Un panarietto era così. Qui invece la signora Di Boga sta realizzando un fiore. Sì, un fiore aperto, una ciambellina con il buco. I dolci della tradizione, i culturelli. E quello La ricetta antica tramandata da generazione in generazione e che viene riproposta e mantenuta in vita qui dalle donne di Castel di Lucio. È importante mantenere vive le tradizioni, vero? Cerchiamo di mantenerle finché si può. Sappiamo che state cercando di tramandare la tradizione anche alle vostre nipoti. Se non mangiano, ma se no sparagno. Speriamo che i giovani possano vedere questo video e magari divulgarlo e imparare i dolci della tradizione. In pagina anche la ricetta completa. Vedi, che capo ci vendiamo lui. E che queste- sia che ne portavamo quando andiamo a mangiare con il reddo fuori. Per Pasquetta, Campagna, per Pasquetta, sì. la grande festa che univa le famiglie, univa gli amici. Aspettavamo, ecco, la grande attesa. Per fare le cose. Quindi che sta realizzando? Un fiocchettino da mettere al collo, al galletto. Così. Così. Si attaccava. Qui ora abbiamo preparato il cucchiaino. È il prodotto finito, Tutto completo. Il Cotto. cucchiaino. cotto in forno e cudred. Abbiamo messo la glace, la diavolina, poi l'abbiamo messo in forno Farlo asciugare di nuovo. per farlo asciugare ed è il prodotto E questo è il finito, prodotto ottenuto. tenuto.